Diciamo siamo partiti da una premessa, no? Che diciamo, abbiamo un mondo che sta viaggiando a due velocità. Abbiamo paesi in via di sviluppo che stanno crescendo molto, paesi invece che sono avanzati su un profilo economico che invece stanno segnando molto il passo. Siamo partiti proprio da questa premessa, cioè cercando di andare a capire quali sono i mercati che stanno crescendo, tenendo conto sostanzialmente delle peculiarità del tessuto economico della provincia di Udine. Diciamo che in linea generale a livello italiano la presenza del nostro export è soprattutto nei confronti dei paesi che sono avanzati, molto meno invece nell'ambito dei paesi che sono in via di sviluppo. Ecco, abbiamo visto che dalle premesse iniziali che invece nell'ambito della provincia di Udine diciamo, si colloca in una posizione sicuramente migliore rispetto alla media, ma nonostante questo non ancora in maniera così importante come invece i mercati richiederebbero. Da qui siamo partiti proprio nel cercare di andare a incrociare quelli che sono i dati statistici che ci provengono sostanzialmente dalle nostre tante basi con i fatti concreti che vengono vissuti sostanzialmente dalle imprese. Ed è stato proprio per questo che sono stati creati i 4 gruppi: meccanica, arredo, edilizia e la parte relativa al vitivinicolo, che ci permettesse sostanzialmente di capire come questa variabile di tipo economico a livello globale venisse vissuta in questo contesto e dal confronto riuscire ad individuare, tenendo conto di quelli che sono sostanzialmente i punti di forza dell'economia locale, quali potevano essere i paesi verso i quali potersi andare ad orientare. Per cui il confronto è stato molto proficuo in questo contesto, ritengo, perché ha fatto emergere sicuramente delle potenzialità su mercati che erano o sono ancora poco conosciuti sostanzialmente nei confronti delle imprese udinesi, ma verso i quali si è focalizzato il focus delle prossime azioni. Una sorpresa è che ha stupito anche noi, è che le imprese udinesi, alcune delle imprese udinesi vanno nei paesi anche lontani e ritornano ad Udine e manca qualche volta proprio un'interazione fra le imprese udinesi prima di andare verso questi mercati. Per cui attorno al tavolo nostro di confronto è emerso per esempio che in un paese lontano 2 imprese udinesi avevano in comune lo stesso cliente. Ecco, questo diciamo è un elemento che sicuramente ci porta a dire che possono essere realizzati, li abbiamo inseriti all'interno dei programmi, delle iniziative che consentono effettivamente di far conoscere meglio gli imprenditori udinesi nel loro contesto, per cui prima di andare verso i mercati esteri, per capire quali possono essere sostanzialmente le filiere che possono essere organizzate ed ottimizzate per andare verso questi mercati. Sotto il profilo dei mercati indubbiamente abbiamo visto siamo andati ad analizzare mercati che di fatto ci aspettavamo potessero essere il focus sostanzialmente da parte delle imprese. Devo dire però che per quanto, se posso citare una sorpresa, se così si può chiamare, è un'attenzione particolare da parte delle imprese, per esempio sull'Africa subsahariana, che sta in questo momento diciamo, emergendo, ecco, per cui è una fase veramente molto antecedente rispetto a quelli di altri paesi emergenti e che sono già oggetto di attenzione da parte di imprese udinesi.